Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eccoci con il consueto appuntamento di Clip. Oggi da Bologna e passo direttamente a un bolognese in trasferta. Ringrazio il professor Boscati che introduce il clip di oggi. Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia. No, sono io a ringraziare gli amici bolognesi, il professor Casale che ha coordinato questo pomeriggio, unitamente al professore Mainardi, Salomone e Pinto, che si occupano di un tema sicuramente del massimo rilievo in materia di flessibilità, che è il tema della flessibilità nel comparto sanità, con tutte le specificità che lo stesso presenta rispetto agli altri comparti, ed è, diciamo, il primo panel di una serie di panel che riguarderanno quelle che sono le specificità dei vari comparti. Oggi sanità, a seguire a Cassino 15 di aprile il comparto istruzione, ricerca a scuola, per poi a Catanzaro il 13 maggio con istruzione e ricerca. Che cosa dire del tema flessibilità? Beh, il tema flessibilità sicuramente nel settore pubblico, in particolare in sanità, è estremamente legato al tema delle risorse. Il tema delle risorse, ma soprattutto nell'ambito delle tipologie flessibili, noi conosciamo, e per il comparto e per l'area della dirigenza, degli indubbi elementi di specialità. E così, molto brevemente, poi lascio la parola al professore Casale, che ringrazio nuovamente per il coordinamento. Il professor Mainardi si occuperà dei contratti a tempo determinato, comparto e area dirigenziale, e anche tutta la tematica, credo, riferita agli specializzandi. Il professore Pinto si occuperà dell'altro tema della somministrazione, in cui in sanità in particolare il confine tra somministrazione e appalto talvolta è abbastanza sottile. E infine Riccardo Salomone si occuperà del tema del lavoro autonomo e una delle questioni più attenzionate, più calde dei gettonisti. Quindi io ringrazio sia il professore Casale per il coordinamento di Bologna, il professore Mainardi, anche egli Università di Bologna, il professore Vito Pinto, Università di Bari, e il professor Salomone, Università di Trento. Niente, passo la parola a Davide, il professor Casale, e ringrazio veramente per questa partecipazione. Tengo anche a ringraziare innanzitutto il professor Boscati e la professoressa Zilli, che sono le anime scientifiche e organizzative di questa serie di eventi, di incontri ormai tradizionale che ha tra le tappe Bologna, anche quest'anno con un tema altamente tecnico e di grande però anche interesse, d'attualità e di rilievo, oso dire, generale. Il professor Boscati ha già illustrato la scaletta degli interventi, quindi non intendo rubare più che pochi minuti per introdurre con uno sguardo generalissimo il tema, che è un tema, appunto, si diceva, con forti tratti di specialità e di specificità, cioè ci sono tutta una serie di norme per quanto riguarda la sanità, comparto, aree e più in generale la normativa di tipo speciale, poi anche norme aggiuntive. Sono stati individuati 3 profili di specialità che i 3 relatori di oggi, che anch'io tengo molto a ringraziare, si sono suddivisi, e ci sono comunque una pluralità di profili trasversali che sicuramente verranno toccati dai relatori. Uno di sicuro è quello delle fonti, nel senso che siamo di fronte a un intreccio di norme nazionali specifiche della sanità che devono trovare un rapporto giuridico equilibrato sia con le fonti del lavoro pubblico in generale, 165 del 2001, sia con le norme di diritto comune che si occupano anche nel settore privato di flessibilità, o taluni dicono precarietà, che dir si voglia, appunto, ma anche con fonti di livello diverso. Penso da un lato all'ombrello generalissimo, ma non privo di precettività, delle fonti sopranazionali, in particolare le direttive eurounitarie da un lato, ma anche, in particolare per la sanità, alle fonti regionali che, seppur, ed è un lungo
dibattito dopo la riforma ormai risalente del titolo quinto, che ha faticato parecchi studiosi, fonti che per le regioni a statuto ordinario, tanto più per le regioni a statuto speciale e provincia autonoma, talora fanno incursioni che provocano anche pronunce della Corte Costituzionale. Adesso non vorrei far sembrare il professor Salomone troppo vecchio, ma se ricordo bene è ormai un quarto di secolo che se ne occupò. Oltre al tema delle fonti, che è di sicuro il primo da considerare, si pone di certo un tema di rapporto con la normativa sull'accesso, anche in termini di trasparenza, pubblicità. È un tema assai delicato per le tipologie flessibili, perché chi sceglie chi non è indifferente sia sul risultato, in ultima istanza al servizio pubblico che deve essere offerto ai cittadini, sia anche sui diritti soggettivi dei potenziali interessati. Ecco, penso alla selezione delle professionalità mediche, ma anche infermieristiche, ma anche alla selezione del contraente degli enti che approvvigionano in certi casi queste professionalità, con difficoltà non da poco talora anche nell'identificare i titoli minimi precisati in maniera puntuale da certe normative, in realtà in altri casi in maniera piuttosto sfumata, tanto da provocare contenziosi. Intendo i titoli di studio e professionali di esperienza che legittimano ad essere selezionati, con non indifferenti ricadute anche per quanto riguarda le conseguenze, l'apparato sanzionatorio, cioè cosa succede in caso di violazione, perché sappiamo che ovviamente il datore pubblico è esente da talune delle sanzioni, quelle che si applicano al datore privato, però c'è tutto un altro versante collegato a danni, se non anche responsabilità e Corte dei Conti, che ha le sue peculiarità appunto per il pubblico impiego. Per non parlare del fatto che, e penso mi viene in mente un terzo profilo, si pone un tema di esclusività, di compatibilità, di cumulabilità, reddito, pensione in certi casi, con gli intrecci veramente di attualità di questi ultimi mesi, collegati anche agli interventi legislatori in materia di età pensionabile, perché se ci ricordiamo l'intervento della riforma Fornero di ormai quasi una quindicina di anni fa, che va stabilito una certa età pensionabile, ma con una norma speciale per il pubblico impiego, a sua volta oggetto di interpretazione un paio d'anni dopo, nel 2013. Ecco, dicevo d'attualità perché in dicembre il legislatore è intervenuto cambiando idea da questo punto di vista e provocando un tendenziale allineamento tra età pensionabile di vecchiaia e collocamento a riposo, ferme restando le norme speciali, anche qui, che nella sanità sono molteplici. E da ultimo, ora non mi sono addentrato nel ginepraio dell'ultimissimo decreto legge, quello sul reclutamento, ma ho notato, sfogliandolo anche solo, che sono intervenute ulteriori, e parlo di a questo punto 10-12 giorni fa, novità normative anche su questo, che in parte riguardano anche la sanità, in parte la esentano. Parlo di quella che sembra una nuova edizione della cosiddetta, parola tecnica, rottamazione delle professionalità più anziane a discrezione dell'amministrazione, con un biennio di anticipo, potenzialmente, che non a caso è il biennio che il legislatore invece del dicembre scorso ha allungato come età. E quindi una pluralità di temi, sia di struttura, sia di sistema, sia di attualità, che sicuramente i relatori toccheranno. Temi, dicevo, di grande attualità, perché anche senza addentrarci nelle riviste di settore, le riviste scientifiche, la sanità si trova anche per gli aspetti lavoristici, spesso al centro di titoli di giornali. Non più tardi qualche giorno fa un quotidiano nazionale titolava gettonisti, l'abuso che è costato 2 miliardi. Su questo, ecco, lo diceva già il professor Boscati, credo il professor Salomone ci racconterà come in realtà le fonti secondarie recentissimamente siano cambiate e abbiano, proprio con riguardo a questo tema dei gettonisti, posto qualche paletto probabilmente salutare.
I temi riguardano, come dire, il servizio pubblico e quello che i cittadini percepiscono in maniera del tutto diretta, perché anche senza essere esperti di tecnicalità giuslavoristiche ci si rende conto che se queste professionalità avventizie possono essere assegnate, come lo sono, a settori del tutto sensibili, automediche, pronto soccorso e altri reparti di primaria importanza e su cui impatta l'urgenza e l'emergenza, è anche solo il rapporto tra colleghi, il passaggio di consegne tra un turno e l'altro, la presa in carico di un paziente, sono fenomeni estremamente delicati che si svolgono da un lato sul piano formale, ma anche sul piano di rapporti sostanziali che quando avvengono tra colleghi che si conoscono e che reciprocamente si fidano, può avvenire di certo in maniera più fluida. Quando una personalità invece viene paracadutata da fuori, non conosce il contesto, non conosce tutta una serie magari di prassi e a sua volta non ha la reputazione per accreditarsi istantaneamente in un turno notturno, occasionale o da un weekend, ecco, ci si può domandare come il servizio pubblico eventualmente ne risenta. In un contesto in cui peraltro queste professionalità, perlomeno fino al recentissimo passato, venivano remunerate in maniera diversa, con disparità potenziali, ma in realtà anche effettive di trattamento che talora, e non sono leggende, sono casi magari non frequentissimi, ma che esistono, di medici che danno le dimissioni per appunto ottenere trattamenti economici, se non doppi quasi, passando tramite il canale di reclutamento avventizio a vario titolo. Ecco, tutte queste sono alcune degli spunti e delle suggestioni che mi permetto di sottoporre ai relatori e non rubo altro tempo, anche perché vi confesso, vi parlo da un edificio che è l'epicentro bolognese della protesta studentesca. Proprio qui al piano di sotto c'è il presidio con i manifesti, i cartelli contro i tagli. Non è qui il caso di entrare nel merito, voci diverse, opinioni diverse, ma dicevo da parte degli studenti protesta contro i tagli, contro istruzione e sanità. Visto anche che hanno, diciamo, un approccio sicuramente dialogante, ma abbastanza invasivo anche in termini di interventi non invitati a convegni, non vorrei essere interrotto e quindi prima che questa occasione di approfondimento tecnico venga, come dire, rischi di essere dirottata, passo subito la parola al professor Mainardi. Bene, io ringrazio per l'invito. Direi che non mi sono perso nessuna edizione dei cicli Clip, li ho celebrati fin dal primo momento e devo dire i colleghi mi hanno confermato la serietà dell'iniziativa, non solo per la scelta dei temi e la scelta, diciamo così, delle articolazioni dei temi, ma anche poi per il compito assolutamente meritevole di tradurre, ed è una fatica, in scritti che vengono pubblicati regolarmente con grande puntualità i lavori di questi cicli di seminari. E quindi sono molto felice oggi di essere ancora una volta presente su un tema, come si diceva, di grande complessità, che si inserisce, diciamo, nella tematica più ampia che è stata scelta per questo ciclo di seminari, e che ancora una volta ci propone la necessità non nuova per il lavoro pubblico di adottare approcci differenziati agli istituti del lavoro pubblico privatizzato e approcci differenziati alle modalità in cui questi istituti del lavoro pubblico privatizzato vengono poi interpretati all'interno dei diversi settori e delle diverse organizzazioni. Questo approccio differenziato era in realtà già stato introdotto con le discipline, parlo al plurale, delle dirigenze pubbliche, dove sia a livello legislativo che a livello di contrattazione collettiva di area era stata tenuta presente fin dal primo momento la necessità appunto di differenziare le regole a seconda dei contesti organizzativi ed operativi della dirigenza. Certamente, parlando di sanità, questa necessità di differenziazione, molto ben avvertibile appunto nella creazione di comparti e di aree dirigenziali dedicate,
sono assolutamente necessarie per comprendere il fenomeno, perché stiamo parlando naturalmente di settori in cui assistiamo a scenari di alta complessità organizzativa dei servizi e delle attività, ma anche ad un rapporto concorrenziale, a volte anche collaborativo, no? Con la sanità privata. Sono modelli che si differenziano da regione a regione, però certamente la sanità pubblica viene spesso collocata ad operare su un mercato, diciamo, complessivo della sanità a livello territoriale, che appunto alimenta, questa poi era l'idea iniziale anche di Massimo D'Antona quando pensò alla formulazione dell'articolo 36 oggi del decreto legislativo 165/2001, cioè quella di dotare il datore di lavoro pubblico degli stessi strumenti operativi, gestionali di cui usufruiscono da tempo le imprese del settore privato. Si creano quindi tensioni particolari, è stato detto, intendendo la flessibilità come tecnica organizzativa prevalente per modulare gli organici in maniera funzionale, adatta, idonea a soddisfare esigenze sia strutturali che congiunturali, ma anche la flessibilità come luogo di particolare attenzione, di tutela del lavoro subordinato, appunto declinato attraverso contratti che sicuramente espongono il lavoratore pubblico, seppur privatizzato, allo svolgimento di attività rispetto alle quali però sappiamo, ne avete già sicuramente parlato, i regimi di tutela appaiono fortemente differenziati, o meglio ancora fortemente differenziati rispetto al settore privato. Quindi direi che è un laboratorio, quello della sanità, adatto a testare, diciamo, la tenuta delle norme del pubblico impiego in materia, per alcune caratteristiche di queste aziende di servizi, l'alta intensità e qualità delle conoscenze personali che vengono spese in questi contesti, l'elevata autonomia professionale, la personalizzazione e anche la differenziazione delle prestazioni offerte all'utenza, la necessità di modulare il coordinamento e il potere direttivo nell'interesse dell'utenza, spazi molto ampi e finanziati per la progettualità e la ricerca, specie in alcuni enti e aziende di questo settore. Non dimentichiamo che nel comparto e comunque nell'ambito della sanità pubblica operano le aziende ospedaliere universitarie di vecchia e di nuova generazione, dove sicuramente si fa assistenza, ma dove si collabora attraverso protocolli istituzionali anche alla ricerca e alla didattica. Ci sono gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dove appunto all'assistenza si associa in particolare la ricerca, e quindi evidentemente anche di questi contesti operativi si deve tenere conto quando si immaginano moduli di gestione e di reclutamento del personale anche attraverso tipologie contrattuali flessibili. C'è la necessità però di interagire con appunto l'assistenza e con livelli minimi costituzionalmente garantiti di assistenza alle persone, e qui tocchiamo un tema che un po' è stato evocato, cioè quello dell'immediata percezione da parte dell'utenza della qualità, dell'efficienza del servizio reso, con altrettanto rapida catalizzazione dei risultati da parte della gestione politica del settore. I governi regionali cadono o perché la sanità funziona male o perché in sanità ci sono fenomeni, diciamo così, di tipo corruttivo, quindi è sicuramente un tema sensibile a tutti i livelli di governo. Ecco, qui si sono manifestate, proprio per introdurre i termini della specialità, due questioni di fondo. La prima, lo diceva il professor Boscati, è il tema annoso della spesa. Dico annoso perché, se ricordate, la prima legge di delega 421 del 1992 era una legge di spesa, e appunto in quell'ambito si pensò sì alla privatizzazione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ma anche appunto alla revisione degli strumenti, soprattutto di controllo della spesa, nell'ambito di alcuni settori particolarmente delicati da questo punto di vista, anzitutto nell'ambito
della sanità. Quindi questo rapporto fra controllo della spesa e revisione dei moduli organizzativi è un rapporto che potremmo dire storico, che ha visto appunto progredire le due riforme del lavoro pubblico e della sanità, appunto con questa finalizzazione ad un controllo della sostenibilità finanziaria delle amministrazioni che operano in quel settore. Ricordo che nel 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge della Regione Basilicata che aveva consentito l'assunzione di personale a tempo determinato con costi che non erano computabili agli effetti della valutazione del rispetto dei vincoli del patto di stabilità. Quindi c'è una grande attenzione rispetto a questo scenario di fondo finanziario, e la necessità di controllare la spesa ha portato due fondamentali conseguenze. La prima, lo diceva il professor Casale, l'aumento dell'età media dei lavoratori e quindi la necessità di organizzare il lavoro tramite skill mix, in particolare per quanto riguarda il personale sanitario, no? Con attività che ampliano sicuramente per appunto sopportare la mancanza di medici, l'attività di questo personale, ma poi anche prestazioni svolte da personale infermieristico, quindi non dirigente, non medico, dove il medico resta come supervisore formale, ma con una tensione forte rispetto alla tutela della professionalità di questo personale tecnico infermieristico che, come sappiamo, è collocato tra il personale del comparto. L'altro fenomeno è appunto quello della privatizzazione in ambiti, fra l'altro, in cui, seguendo l'insegnamento ormai ultradecennale della Corte di Cassazione, noi sappiamo che le aziende sanitarie sono nella loro macroorganizzazione rette da regime privatistico, in ciò differenziandosi dalle altre pubbliche amministrazioni, e in questo regime di macroorganizzazione privatistica si è calata la privatizzazione dei rapporti di lavoro, con però almeno tre, diciamo, livelli di specialità che pure sono stati ricordati. E cioè di sicuro non è applicabile integralmente la normativa sul lavoro privato in materia di flessibilità contrattuali. Da questo punto di vista ricorderemo l'articolo 29, comma secondo del decreto legislativo 81 del 2015, che appunto esclude l'applicazione delle norme sul contratto a tempo determinato quando si parla di scuola e quando si parla di sanità. Certamente ci sono i vincoli derivanti dall'applicazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001, e poi però c'è un ulteriore livello di specialità, appunto ricordato, cioè quello di una competenza legislativa concorrente delle regioni, ex articolo 117 della Costituzione, che naturalmente ci fa conoscere norme diversificate a seconda delle regioni proprio negli ambiti della regolamentazione del sistema sanitario e quindi con le evidenti ricadute sui moduli di gestione anche del personale. Non solo, c'è un terzo livello di complessità o di specialità che è dato appunto dall'alta professionalizzazione di alcuni soggetti che operano all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Non c'è settore della pubblica amministrazione dove siano presenti dal punto di vista delle professionalità tanti ordini, una volta si diceva tanti collegi professionali, dove ancora una volta vengono esaltati i principi di indipendenza, di autonomia, di responsabilità delle professioni. La legge di delega 11 gennaio 2018 numero 3, proprio occupandosi di riordino delle professioni sanitarie, parla della necessità nei contesti operativi di cui stiamo parlando di regolamentare le professioni appunto seguendo questi fondamentali principi. E questo probabilmente spiega gli approcci differenziati di cui parlavo. Non so se Riccardo Salomone parlerà dell'esperienza dei medici convenzionati, i quali certamente hanno un rapporto riconducibile alla parasubordinazione, ma hanno poi ricevuto trattamenti
analoghi a quelli dei lavoratori subordinati della sanità, dei dirigenti medici della sanità, soprattutto nell'ambito e nelle ipotesi non solo di stabilizzazioni, ma anche di conversione del rapporto, che invece non vengono conosciuti in casi di legittimità nella gestione del rapporto flessibile da parte dei lavoratori subordinati. Si accennava prima alla questione degli specializzandi, che pure hanno innestato un importante contenzioso anche in sede giudiziale. Sappiamo che la manovra, l'ultima manovra finanziaria, ha posto in qualche modo mano alla questione, in particolare riconoscendo agli specializzandi la possibilità di svolgere attività professionali che prima erano ritenute incompatibili e che oggi invece, entro un certo numero di ore, vengono liberalizzate anche per gli specializzandi, soprattutto estendendo le norme del decreto Calabria alle assunzioni degli specializzandi. Si è data la possibilità di assumere anche attingendo dall'ambito di coloro che hanno vinto concorsi e quindi degli specializzandi della sanità pubblica. E infine c'è anche quantomeno una promessa di adeguamento stipendiale che dovrebbe verificarsi a partire dal 2026, che evidentemente va a sanare situazioni in cui l'utilizzo differenziato e flessibile anche di questi contratti ha determinato una particolare tensione di tipo sociale. È il tema su cui concluderò, cioè quello sostanzialmente di una necessità di maggiore attenzione con riguardo alle tutele per un settore dove si parla di professionalità e di specificità che già in origine richiedono un'alta formazione tecnica e teorica. Si parla di reclutamento anche in caso di rapporti lavoro a termine fatto attraverso avvisi pubblici e procedure concorsuali di diritto pubblico. E poi soprattutto si parla di un reclutamento attraverso tipologie flessibili che proprio espressamente il legislatore dice essere autorizzato per la copertura di attività di carattere ordinario nell'ambito di servizi pubblici e quindi di attività strutturalmente e funzionalmente contraddistinte da continuità, regolarità di erogazione appunto a garanzia di fondamentali beni costituzionali. E quindi questo non può, come dire, esimerci dall'avere un approccio particolarmente attento anche al tema delle tutele. Qualche parola sul quadro normativo delle flessibilità in sanità, partendo da una norma che c'era prima della privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico, cioè l'articolo 47 della legge numero 833 del 1978 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Si diceva appunto che al personale del Servizio Sanitario Nazionale si applicano le discipline del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e quindi quando le discipline del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono state modificate per effetto della riforma e della privatizzazione, non è un caso che la legge delega 421 del 1992 abbia da un lato privatizzato i rapporti e dall'altro, come dicevo, fissato i principi che poi andranno a formare il decreto legislativo 502 del 1992, norma che, come sapete, governa l'organizzazione delle aziende sanitarie, ma governa anche rapporti di lavoro e istituti del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, fra l'altro portandoci a ragionare su dirigenti medici che ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 502 del 1992 assumono la qualifica per il solo fatto di essere stati reclutati come medici all'interno del settore. Quindi quando ragioniamo di dirigenza in sanità dobbiamo ragionare di un ambito in cui c'è la presenza molto forte di quella che noi nel settore privato chiameremmo dirigenza convenzionale o, con una brutta parola, pseudo dirigenza, e anche questo deve particolarmente allertarci
sul tema delle tutele che devono essere appunto erogate nei confronti di questi soggetti che non sono dirigenti se non per la qualificazione assunta ai sensi dell'articolo 15, chiaramente possono diventare effettivamente dirigenti laddove assumano la direzione di strutture o incarichi di coordinamento. Dunque c'è un legame stretto tra regole sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro in sanità dal punto di vista della privatizzazione, si diceva il ruolo ricoperto dalla disciplina legislativa regionale, disciplina legislativa regionale di cui si è cominciato a parlare in particolare dopo la riforma del titolo quinto del 2001 e che naturalmente crea un rapporto complesso che incide ovviamente anche sulla garanzia tra i cittadini nel godimento dei livelli essenziali di assistenza con, dicevamo, forte squilibrio tra le diverse regioni, le discipline e le regolamentazioni delle diverse regioni. In questo quadro si afferma la competenza legislativa regionale sulla determinazione dei fabbisogni e sulle regole, diciamo, sulle modalità del concorso per l'accesso al lavoro, e questo naturalmente riguarda anche i contratti di lavoro flessibile, in particolare quelli a tempo determinato. Non è così invece per il principio del concorso pubblico, la cui, diciamo, salvaguardia e tutela è sempre fortemente impegnata la Corte Costituzionale, è un principio, diciamo così, non derogabile da parte della legislazione regionale. È invece di competenza esclusiva dello Stato la disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario, mentre per quanto riguarda la competenza concorrente, l'interpretazione della Corte Costituzionale, basata in particolare sull'articolo 32 della Costituzione, indica fondamentalmente il ruolo che l'intesa, e cioè la condivisione tra Stato e Regioni, deve ricoprire sulla base del principio di leale collaborazione. Proprio sulla materia della dirigenza sanitaria segnalo Corte Costituzionale 171 del 2016. Il quadro poi deve essere completato dalle norme della contrattazione collettiva, che come sapete hanno cominciato, almeno per il comparto, ad occuparsi di flessibilità a partire dalla tornata 1998-2001, comparti appositi per il personale della sanità, fra l'altro con una scissione interna, almeno immaginata dall'accordo quadro sui comparti e le aree di contrattazione, separandosi il contratto collettivo della dirigenza medico-veterinaria e delle professioni sanitarie da quello della dirigenza amministrativa che deve confluire a partire appunto dall'accordo quadro 2016 all'interno dell'area delle funzioni locali, quindi avremo in una stessa azienda dirigenti che a seconda della professionalità esercitata trovano regole contrattuali di tipo diverso. In questo quadro ovviamente si inseriscono le differenze rispetto alla disciplina del restante personale pubblico, in particolare perché, appunto, come dicevo, per quanto riguarda la programmazione dei fabbisogni, l'articolo 6, comma 6 bis del decreto 165 del 2001 fa ancora salvo il DPR 761 del 1979 che appunto demanda alle regioni l'attività di programmazione regionale dei fabbisogni in ambito sanitario e le linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni in materia di pianificazione del personale, comma 6 ter dell'articolo 6, devono evidentemente essere realizzate sulla base di intese in conferenza unificata e di concerto con il Ministero della Salute. Infine, sul PIAO di nuovo ritroviamo un meccanismo di adeguamento ancora in capo alle regioni per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Su questo è fermo il decreto legge numero 80 del 2021 che appunto all'articolo 6 continua a declinare questa competenza sul PIAO in ambito sanitario. Quanto all'uso
che dei contratti di lavoro flessibili si è fatto in sanità, beh, qui è stato detto, il dato di partenza è quello del necessario contenimento della spesa per il personale della sanità, contraddetto evidentemente solo in epoca post-pandemica per la necessità di pandemica e post-pandemica per la necessità di incrementare e poi di premiare il personale impegnato nel servizio in quel particolare periodo. Questo evidentemente ha determinato la necessità di ridurre significativamente le assunzioni a tempo indeterminato, con invece forte incremento dell'utilizzo delle flessibilità contrattuali, proprio per garantire i livelli minimi di assistenza e la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, e questo giustifica alcune deroghe al regime generale delle flessibilità, cioè laddove l'articolo 36 ci parla di esigenze eccezionali, temporanee, quindi aventi carattere di straordinarietà. In sanità invece il legislatore ammette che l'utilizzo delle flessibilità possa avvenire per il chiaro e dichiarato fine di ricoprire fabbisogno ordinario di personale per far fronte ad esigenze che sono evidentemente stabili nell'ambito delle aziende sanitarie. Questo è avvenuto per colmare le carenze determinate dall'entrata in vigore della legge 161 del 2014, ad esempio, quando si è recepita la direttiva europea 88 del 2003, disponendo la necessità di rispetto dei limiti di orario da parte del personale medico. Quindi è chiaro che anche situazioni, diciamo così, normative esogene possono determinare la necessità di coprire esigenze di carattere stabile. Parallelamente e necessariamente, come dirò alla fine, si sono sviluppati altrettanto particolari regimi di stabilizzazione. Regimi di stabilizzazione appunto dedicati, come quello della legge di stabilità del 2016, dove si è previsto che gli enti del servizio sanitario potessero riservare fino al 50% dei posti disponibili per l'assunzione di personale medico, tecnico professionale, infermieristico in servizio a determinate condizioni, con determinati requisiti. Dopodiché le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno anche usufruito dei regimi di stabilizzazione ordinaria, e naturalmente mi riferisco all'articolo 20 del decreto legislativo 75/2017 della legge Madia, per l'assunzione in servizio di personale non dirigenziale con contratti a tempo determinato, ancora una volta in possesso di determinati requisiti, ma è bastato il ritocco della legge di bilancio del 2018 per riportare la sanità in un regime, diciamo, di specialità interno, perché è stata estesa la platea degli stabilizzandi, coinvolgendo anche il personale dirigente, oltre a quello non dirigente, secondo le previsioni valide per tutti gli altri comparti, e soprattutto è stato consentito di ricorrere alle flessibilità nelle more delle stabilizzazioni. Quindi in realtà questa manifestazione del legislatore, che solo in un determinato ambito, cioè quello della sanità, consente di continuare ad utilizzare contratti di lavoro flessibili nel mentre si stanno stabilizzando i soggetti che poi andranno a ricoprire quelle posizioni, diciamo, dichiara in maniera molto evidente la finalità per le quali le flessibilità contrattuali vengono utilizzate in ambito sanitario. Venendo, secondo attribuzione, al tema dei contratti a termine, come anticipato, qui dobbiamo fronteggiare una specie di miscuglio tra normative generali e normative di carattere speciale. E in questa prospettiva, come dicevo, è molto significativo l'articolo 29, secondo lettera C del decreto 81 del 2015, esclusioni e discipline specifiche, là dove appunto tiene fuori dal campo di applicazione della disciplina riformata i contratti a tempo determinato stipulati con il personale anche dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Questo naturalmente porta a ribadire
in un certo senso l'universalità delle norme dell'articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001, dal quale evidentemente il settore della sanità non ha nessuna intenzione di discostarsi, di sicuro con riguardo ad almeno 3 principi che vengono affermati nell'ambito dell'articolo 36. Il primo è quello della concorsualità dell'accesso. Indubbiamente questi lavoratori praticano i contratti a tempo determinato anche in sanità attraverso selezioni pubbliche che assumono la forma e la sostanza di un concorso pubblico. Il principio della causalità del contratto, affermato appunto in termini di eccezionalità, straordinarietà nelle parole dell'articolo 36, ma poi interpretato in sanità in modo, come dicevo, diverso. E infine il principio della non conversione, no? Cioè il principio che impedisce l'applicazione in capo al datore di lavoro della sanzione tipica che invece investe le illegittimità delle flessibilità contrattuali nell'ambito del settore privato. Ci sono poi le discipline dei contratti collettivi, e qui naturalmente richiamo solo alcuni elementi che mi paiono da un lato differenziali e dall'altro significativi. La norma di riferimento per il comparto è oggi quella dell'articolo 70 del contratto collettivo 2019-2021, il quale naturalmente conferma la possibilità per gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale di ricorrere al contratto a tempo determinato per il personale del comparto, quindi con applicazione della disciplina generale dell'articolo 36, che pure viene richiamato. È richiamata la durata massima dei contratti a tempo determinato, cioè i 36 mesi, con la necessità degli intervalli minimi tra un contratto e quello successivo, però si dispone che per il personale sanitario il limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, compresi gli eventuali rinnovi, viene individuato dalla singola azienda o dal singolo ente nella necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari, quindi vedete che c'è un leitmotiv di questa flessibilità, la garanzia continuativa di un servizio di assistenza che non può evidentemente conoscere caratterizzazioni di eccezionalità o di straordinarietà, e soprattutto i livelli essenziali di assistenza, con la possibilità, in realtà comune a tutte le ipotesi e a tutti i contratti collettivi, di poter estendere di ulteriori 12 mesi la durata dei contratti a tempo determinato. Il contingentamento è confermato dai contratti collettivi della sanità nel 20% del personale a tempo indeterminato in servizio, però anche qui ci sono ipotesi specifiche in cui il contratto a tempo determinato può essere utilizzato senza limitazioni quantitative, ipotesi che rispondono a flessibilità indispensabili ad accompagnare processi di riordino e di riorganizzazione che sono molto diffusi in sanità, attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti, particolari necessità delle aziende e degli enti di nuova istituzione, introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità. Mi verrebbe da dire che queste 3 causali in astratto potrebbero costituire eccezioni al contingentamento, ma se applicate all'ambito della sanità, che ripeto conosce quotidianamente fenomeni di questo tipo, diciamo, porta all'ordinarietà la possibilità di svincolarsi dai contingentamenti previsti dai contratti collettivi. Viene confermato il principio di selettività e di concorsualità delle assunzioni a tempo determinato, e sono le aziende e gli enti che disciplinano con gli atti previsti dai loro ordinamenti i principi, ovviamente di derivazione dall'articolo 35 del decreto 165, con procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Però ricordiamoci, torna di nuovo in gioco
l'aspetto programmatorio e soprattutto finanziario delle assunzioni gestite nei concorsi dalle aziende, ma solo se programmate e autorizzate da parte dell'ente regione. Vengono un po' paradossalmente considerate esigenze straordinarie o temporanee ai sensi dell'articolo 36 la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto e la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio. Anche qui l'ordinarietà delle esigenze suggerisce avere fatto bene il legislatore a sostituire la congiuntiva e esigenze eccezionali e temporanee con la disgiuntiva o, nel senso che appunto non si può ritenere questi fattori della gestione come eventi eccezionali nell'ambito di qualunque organizzazione. Ecco, dicevo, ai sensi dell'articolo 19, comma secondo del decreto 81, poi ripreso dai contratti collettivi, vi è la possibilità appunto di superare i 12 mesi nella, diciamo, successione tra contratti, che però può essere attuata esclusivamente in alcuni casi che appunto rispecchiano, diciamo, i moduli e modelli organizzativi propri della sanità, ripeto, non in termini di straordinarietà, ma in termini di assoluta ordinarietà della gestione. Dal punto di vista della gestione dei rapporti di lavoro, in particolare al tema del principio di parità di trattamento, che è un principio, come sappiamo, di derivazione comunitaria, proprio in ambito sanitario si sono sviluppate le clausole che poi hanno, diciamo, caratterizzato anche altri contratti collettivi di comparto, per cui i periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato devono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle procedure di reclutamento, ovviamente a tempo indeterminato, della stessa o di altre amministrazioni del comparto, secondo requisiti che tengono conto sia della durata dei contratti a termine passati, sia della professionalità spesa da parte dei candidati nell'ambito di questi precedenti contratti e rapporti a termine, cioè il fatto che ci siano stati periodi di lavoro a tempo determinato costituisce elemento da valorizzare nell'ambito del reclutamento a tempo indeterminato, immagino ovviamente attraverso l'attribuzione di punteggi, ma poi anche nella gestione del rapporto dal punto di vista del calcolo dell'anzianità di servizio. Ritroviamo questo principio anche nel contratto collettivo nazionale di area dirigenziale, in particolare per quanto riguarda alcuni istituti di carattere economico. C'è stato un contenzioso sull'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti medici. Già il contratto collettivo per il biennio economico del 2000 parlava di anzianità maturata nel Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dalla maturazione del requisito dell'anzianità nello stesso ente azienda, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Oggi la norma di riferimento è quella dell'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di area della dirigenza della sanità, 19 dicembre 2019, dove appunto si chiarisce espressamente che l'esperienza professionale anzianità richiesta in tali disposizioni si deve intendere riferita all'effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente anche a tempo determinato, anche presso altre aziende o enti di cui all'articolo 1, cioè il campo di applicazione, con o senza soluzione di continuità. Quindi c'è una valorizzazione piena di quei periodi ai fini della realizzazione del principio di parità di trattamento che, dice la Cassazione 7440/2018, è del tutto riconducibile alle previsioni della direttiva 99/70, quindi evidentemente questa parità di trattamento nel computo dell'anzianità è di derivazione comunitaria secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione. Siccome stiamo parlando di dirigenza, siccome Alessandro Boscati ha anticipato che ci sono anche qui profili di specialità, direi che il riferimento è senz'altro alle norme degli articoli 15 septies
e 15 octies del decreto legislativo 502 del 1992. Stiamo parlando di incarichi a tempo determinato per dirigenti, ma anche per personale non dirigente, 15 octies, che in qualche modo si affiancano anche dal punto di vista causale alle altre ipotesi di contratto a tempo determinato per il personale con qualifica dirigenziale. Ricordo brevemente, 15 septies primo comma, possibilità per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico di attribuzione di contratti a tempo determinato da parte dei direttori generali nel limite del 2% della dirigenza ad una serie di soggetti, non solo quelli che hanno avuto esperienze di gestione dirigenziale, ma anche particolarmente qualificati. 15 septies, comma secondo, le aziende possono stipulare comunque contratti a tempo determinato in numero non superiore al 5% della dotazione del personale dirigenziale ad esperti di provata competenza che non godono del trattamento di quiescenza per incarichi relativi a profili diversi da quello medico, e qui chiaramente stiamo ragionando su un'ipotesi che non è più eccezionale come quella degli incarichi di cui al 15 septies primo comma. 15 opties, appunto, progetti finalizzati non sostitutivi di attività ordinaria dove possono essere coinvolti lavoratori a tempo determinato anche privi non solo della qualifica dirigenziale, ma dell'attribuzione di un incarico dirigenziale. Quindi diciamo che questa causale del 15 opties per i progetti finalizzati si aggiunge, si associa a quelle previste dai contratti collettivi. L'importante è che i progetti non siano sostitutivi di attività ordinarie. Due parole sull'interpretazione di queste norme che la giurisprudenza considera come dire, appannaggio degli interessi e delle esigenze di flessibilità delle pubbliche amministrazioni, quindi non viene configurato nessun tipo di aspettativa nemmeno o di interesse tutelabile in capo a coloro che aspirano alla copertura di questi incarichi dirigenziali, anche con riguardo alla distribuzione organizzativa degli incarichi ex articolo 15 septies, in particolare comma 1. Dice la Cassazione, questi incarichi soddisfano esigenze di circolazione di professionalità all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, quindi c'è una valorizzazione, diciamo, anche interna di mobilità, di professionalità all'interno del settore. Proprio per questo questi contratti hanno carattere di specialità rispetto agli altri contratti a tempo determinato e quindi sono ammesse deroghe alle regole generali che prescrivono tassativamente l'espletamento del pubblico concorso. Diciamo, l'attribuzione di questi incarichi può avvenire anche senza lo svolgimento di procedure selettive che abbiano il carattere del concorso pubblico. Attenzione però, ampio rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina interna di queste flessibilità del decreto legislativo 502, dice la Cassazione, da ultimo nel 2024, che il riferimento alla contrattazione collettiva contenuto nell'articolo 15 septies in realtà è un riferimento non solo ai trattamenti economici, ma anche ai trattamenti normativi previsti dai contratti collettivi per tutto il periodo di durata dell'incarico, con preclusione per le regioni di introdurre discipline del rapporto differenziali rispetto alle previsioni dei contratti collettivi, purché ovviamente vengono rispettati i canoni della temporaneità e quindi dell'esigenza temporanea che va a caratterizzare l'incarico. Ancora una volta la giurisprudenza sul tema dei contratti ex articoli 15 septies e 15 opties ritiene che si tratti a tutti gli effetti di contratti a tempo determinato cui deve trovare applicazione la direttiva 99/70 e soprattutto i principi che consentano di contrastare l'abuso nell'utilizzo
di questi contratti previsti dal decreto legislativo 502 del 1992. Mi avvio alla conclusione appunto con un ragionamento sul regime sanzionatorio, perché se questo è il punto debole della regolamentazione negli altri comparti, qui, come dicevo, diventa un punto debolissimo della disciplina, appunto per le ragioni che anticipavo, l'altissimo livello professionale di cui stiamo discutendo, i reclutamenti che avvengono mediante concorso e soprattutto l'utilizzo di queste professionalità a tempo determinato per lo svolgimento di attività e di compiti che hanno assolutamente il carattere dell'ordinarietà e della continuatività per la garanzia di fondamentali beni costituzionali. Qui ci sono una serie di contraddizioni interne, ne richiamavo una prima, poi non so se Riccardo Salomone ci tornerà sopra, nel senso che appunto mentre i medici convenzionati hanno conosciuto anche per la via giurisprudenziale la tecnica della conversione, ma rispetto a un rapporto di lavoro non subordinato, invece qui sembrano penalizzati i subordinati che non possono accedere alla conversione per disciplina legislativa interna che ha ricevuto la lettura, diciamo così, unanime sia dalla giurisprudenza nazionale, anche di livello costituzionale, ma pure una certa lettura in questo senso della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ecco, i medici convenzionati invece hanno potuto accedere alla stabilizzazione e a misure di conversione del rapporto anche in sede giudiziale proprio per la loro qualità di non subordinati, quindi con un profilo di discriminazione, se volete, interna, perché le vittime diventano appunto i titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Ne avete già parlato sicuramente tantissimo, la tecnica di tutela è quella inventata sulla fattispecie del danno comunitario da parte delle sezioni unite della Corte di Cassazione in termini solo indennitari, con il limite previsto inizialmente per il settore privato e una minore densità, diciamo, del regime probatorio della verificazione di questo danno in capo al dipendente. Sappiamo però che proprio i successivi rilievi sollevati dalla Commissione europea proprio per l'ambito sanitario hanno sollecitato la revisione del decreto salva infrazioni, decreto legge 131 del 2024, che appunto novellando il quinto comma dell'articolo 36 prevede ora un'indennità a misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, quindi elevando, diciamo così, il trattamento risarcitorio ed indennitario. Allo stress test della sanità, beh, insomma, viene da dire, sì, è una misura che deve essere accolta con favore, specialmente in questo ambito, potrebbe però non essere sufficiente, soprattutto se poi il tema, non solo dal punto di vista sociale, ripeto, ma dal punto di vista delle esigenze stabili di un'organizzazione venga affrontato attraverso i processi di stabilizzazione. I processi di stabilizzazione sono processi e meccanismi subiti dalle organizzazioni, non sono mai o quasi mai promossi da istanze organizzative di buon andamento per le loro dinamiche, per, diciamo così, la gestione a volte anche politica di queste scelte. Probabilmente, e concludo, bisogna trovare, come diceva Davide Casale, un equilibrio tra adeguata gestione del personale con tipologie contrattuali flessibili e disincentivo verso l'uso improprio di contratti. Forse bisognerebbe proprio ripensare la governance e i modelli organizzativi della sanità. Chi opera in questo settore sa perfettamente che i rigidi modelli del decreto 502 del 1992 non sono più adatti a governare a livello territoriale
le organizzazioni, e probabilmente occorrerebbe pensare anche a modulazioni dei regimi sanzionatori che prevedano la conversione del rapporto in determinati settori proprio per le caratteristiche, le esigenze di flessibilità per cui sono accesi ed attivati questi contratti. Grazie, e do la parola a Vito Pinto per la parte relativa alla flessibilità della somministrazione. Buonasera a tutte e tutti, un ringraziamento sentito agli organizzatori di questa iniziativa complessiva e di questa giornata in particolare. A differenza di Sandro, che come dire, ci ha informato di non essersene perso neanche uno, diciamo, in questo caso è la prima volta che partecipo e quindi sono veramente molto felice di avere questa occasione. Io vengo subito al dunque, perché la somministrazione di lavoro nel comparto della sanità non presenta le stesse, non presenta tutte le complessità che Sandro ha magistralmente illustrato rispetto al contratto a termine. Ciò nonostante, però, la sanità rappresenta, come dire, come è stato detto, per la complessità organizzativa del comparto, dei singoli contesti operativi, quindi interni a ciascun ente, per il fatto di essere orientata a un diritto, alla garanzia di un diritto costituzionalmente garantito, non solo, ma anche, come dire, tra quelli costituzionalmente garantiti di primaria importanza. Per tutte queste ragioni merita un approfondimento. Io vorrei cominciare, se mi consentite, per cerchi concentrici, nel senso che io vorrei mettere in evidenza una cosa che è un elemento implicito in realtà, in quanto hanno detto Sandro Menardi nell'intervento che mi ha preceduto, ma un po' in quelli di tutti quanti coloro che mi hanno preceduto, e che riguarda non solo l'importanza dell'erogazione dei servizi sanitari, ma anche e questo è il punto che voglio sottolineare, della qualità dei servizi che sono erogati. Ora, se anche solo convenzionalmente, diciamo per chiarezza di discorso, riprendiamo la definizione di qualità di servizi sanitari forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, già emergono, no, alcuni elementi importanti, in quanto già da questa definizione traspaiono due elementi di questa qualità che vanno in qualche modo tenuti congiunti. Uno riguarda le procedure tecnico-operative e quindi la cura vera e propria, quindi l'insieme degli atti diagnostici e terapeutici, e devono assicurare il risultato migliore in relazione alle conoscenze scientifiche e a parità di risultato al costo minore, anche con i minori rischi di effetti collaterali. E poi c'è un altro aspetto, che è quello che invece mi sembra più rilevante ai fini del nostro discorso, che riguarda, sempre diciamo come elemento interno alla qualità, che riguarda in realtà l'aspetto dell'assistenza, cioè l'aspetto quindi di quelli che l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiama contatti umani, e quindi diciamo di quel particolare aspetto che consiste nell'instaurare, nel mantenere un rapporto solido tra il personale che appunto fa l'assistenza, fa la cura e l'assistenza, e il paziente stesso. Un rapporto solido, duraturo, di fiducia, che consente di accompagnare il percorso di ciascun paziente. E questo aspetto della qualità dell'assistenza, questo aspetto della qualità dell'erogazione del servizio,
si accompagna strettamente un altro elemento che non è solo la stabilità e quindi possiamo dire la solidità del rapporto tra medico-paziente, ma anche tra i lavoratori dell'equipe, perché nella sanità si lavora molto poco, diciamo in maniera individuale, si lavora molto più di squadra. Perché dico questo? Perché il tema della flessibilità in sanità è proprio per queste ragioni, quindi per le ragioni della complessità organizzativa, dei contesti operativi, anche per il tipo di servizio, è un tema estremamente delicato. E quindi, come dire, bene hanno fatto, a mio giudizio, gli organizzatori di questa serie di seminari a dedicare un specifico approfondimento al settore sanitario e anche a dedicare uno spazio alla somministrazione di manodopera che dal punto di vista normativo non presenta tutte le specialità che hanno altre forme di flessibilità. Se lo guardiamo dal punto di vista, se guardiamo, diciamo, la disciplina della somministrazione di manodopera nell'ambito del settore della sanità, questa è composta dall'articolo 36 del decreto legislativo 65, che come ci ha illustrato ehm, eh, Sandro Mainardi, è una norma generale sulla flessibilità. Questa disposizione richiama le disposizioni del decreto legislativo 81-2015, quindi la disciplina generale della somministrazione, detta una regola specialistica, no? Meglio, più che specialistica, specializzante, cioè vieta la somministrazione di manodopera per, per quelle figure professionali che sono chiamate ad espletare, ad esercitare funzioni direttive e dirigenziali, e questa disciplina poi viene sostanzialmente ripresa senza molti adattamenti dal contratto collettivo. Nell'ultimo contratto collettivo la disciplina è contenuta nell'articolo 72, parliamo del rinnovo stipulato nel 2022, l'articolo 72 sostanzialmente riprende la disciplina legislativa con piccoli adattamenti che non influenzano, diciamo così, o mi pare influenzino molto poco il quadro generale di questa flessibilità. Quindi una flessibilità che ancora una volta, diciamo, è condizionata dalle esigenze temporanee o eccezionali dell'articolo 36 e che nella sanità, come cercherò di dimostrare, ha un utilizzo, ma un utilizzo estremamente peculiare per un problema, o meglio, se preferite, per una convenienza di carattere, diciamo così, contabile e programmatorio. Stiamo parlando del settore della sanità, comunque che è un settore in cui c'è un ampio uso della flessibilità in linea generale, ma c'è un ampio uso soprattutto dei contratti a termine per le ragioni che sono state dette, molto meno per la somministrazione di manodopera. Quindi se guardiamo le dimensioni del fenomeno e astraiamo, no, dal periodo 2021-22, quindi diciamo dalla gobba che l'uso della somministrazione di manodopera ha avuto, diciamo, come conseguenza, o meglio, in occasione del Covid, noi stiamo parlando quindi di un istituto che comunque nelle sue dimensioni fisiologiche, e poi dirò qualcosa anche su questo, nelle sue dimensioni fisiologiche in realtà riguarda un numero di lavoratori piuttosto, diciamo, piuttosto esiguo, meglio, un numero di lavoratori anche abbastanza ampio, però per una quantità di unità annue di personale non molto elevato.
Dicevo che quindi dal punto di vista della disciplina si tratta di una disciplina estremamente più semplice, anche meno stratificata rispetto a quella del contratto a termine, e il tratto che sicuramente differenzia in maniera maggiore il privato dal pubblico è la circostanza che nel lavoro pubblico, o meglio, nel caso delle pubbliche amministrazioni, il ricorso alla somministrazione è consentito solo ed esclusivamente rispetto alla somministrazione a termine, quindi con esclusione della somministrazione a tempo indeterminato. E già questo limita fortemente le convenienze delle pubbliche amministrazioni nel ricorso, no, a questo strumento. Se noi andiamo a guardare, no, le convenienze che i datori di lavoro, pensiamo ai datori di lavoro privati perché la disciplina di riferimento è costruita sui datori di lavoro privati. Ecco, se noi andiamo a vedere, no, le convenienze che socialmente tipiche, socialmente più diffuse, perseguite dai datori di lavoro privati con la somministrazione, proprio la circostanza che nel pubblico non sia ammessa la somministrazione a tempo indeterminato, il che, per il discorso che ho detto prima, non è un aspetto negativo. Comunque una diciamo, delle convenienze che non si può realizzare è quella della realizzazione di economia di gestione attraverso, per esempio, risparmio sui costi di reclutamento e selezione di personale o sui costi di amministrazione del rapporto, ovvero sulla esternalizzazione dei costi connessi alla formazione di quelli che saranno somministrati. Questo tipo di convenienze in realtà sono perseguibili se la somministrazione è a tempo indeterminato. E quindi è un tipo di convenienza che per logica di cose, cioè il fatto di non essere ammissibile nell'ambito pubblico, nei comparti pubblici, la somministrazione di manodopera, è inibita alle pubbliche amministrazioni. Il ricorso alla somministrazione poi prevede delle causali. Le causali sono, diciamo, quelle esigenze temporanee o eccezionali dove nella mia opinione la temporaneità è un concetto che ingloba quello di eccezionalità. Quindi il concetto di eccezionalità è più ristretto di quello di temporaneità. Esigenze che il contratto collettivo potrebbe, ma non specializza, non specifica, cioè non avviene nel caso della somministrazione di lavoro quello che invece, come ci ha raccontato, come ci ha illustrato Sandro Mainardi, avviene per i contratti a termine. Nei contratti a termine le esigenze temporanee sono tabellate, quindi il contratto collettivo si limita, no, a ripetere quello che è già nella legge, cioè che alla somministrazione si può ricorrere per qualsiasi esigenza che abbia natura temporanea eccezionale, non vi si può ricorrere, detto esplicitamente, non vi si può ricorrere per soddisfare delle esigenze ordinarie. Poi vedremo, pur nella brevità del mio intervento, se questa disposizione poi è una disposizione effettiva oppure no. Già questo aspetto è tale per cui vengono meno anche altre convenienze che normalmente inducono i datori di lavoro privati a ricorrere alla somministrazione in luogo del contratto a termine, nonostante la somministrazione abbia dei costi maggiori rispetto al contratto a termine stesso. Perché? Perché naturalmente c'è un aspetto, un'altra delle convenienze, il miglioramento
dei processi di acquisizione della manodopera sul piano qualitativo e su quello temporale. Per cui, come dire, io cerco persone che abbiano determinate qualità, l'agenzia ha più facilità nel reperirle e al termine della missione, io datore di lavoro privato, le assumo. Siccome qui questo processo di passaggio alle dipendenze dirette non è possibile, perché c'è pur sempre la regola del concorso, questa disciplina, in realtà, questa convenienza, va bene, socialmente tipica, come dicevo, viene meno. E così come questa selezione tramite il criterio della temporaneità mi sembra, come dire, entrare in contraddizione e quindi impedire diciamo, il conseguimento di un'altra delle convenienze che invece i privati, come dire, cercano utilizzando lo strumento della somministrazione, cioè quella di integrare nella propria organizzazione personale in possesso di conoscenze e competenze che una volta importate, per usare un termine atecnico, una volta innestate all'interno dell'organizzazione, sono in grado di fertilizzare l'ambiente interno stesso, quindi di propagarsi, no? All'interno dell'ambiente. Ora, anche qui la temporaneità, che questa esigenza nel comparto della sanità mi pare, come dire, sia strutturale, non sia un'esigenza di natura temporanea, proprio perché si tratta di contesti operativi in cui tutti hanno un'alta professionalità e dove in realtà l'aspetto più evidente è quello relativo, l'aspetto emergente, diciamo, è quello piuttosto relativo all'aggiornamento continuo di queste figure professionali. Adesso che non sono solo i medici, non sono solo le figure mediche, sono in realtà tutte quelle figure professionali spesso organizzate in ordini, come anche ci ha detto Mainardi, che appunto devono seguire in qualche modo, no? Devono progredire in qualche modo, devono approfondire le loro conoscenze, le loro competenze, proprio perché occorre realizzare quel famoso processo di qualificazione, di alta qualificazione dei servizi sanitari. Quindi se così è, diciamo, anche questa convenienza, cioè quella di innalzare per irradiazione il livello professionale dei lavoratori viene meno. Quindi, diciamo, il ricorso è, nel caso della sanità, il ricorso alla somministrazione, almeno quella, diciamo, rispettosa delle regole, è giocoforza ristretto a poche convenienze, che sono quelle, diciamo, più strettamente legate alla flessibilità dell'organizzazione, quindi a una domanda sociale, una domanda di cure improvvisa o comunque temporanea. Qui abbiamo il maxi esempio del Covid, però abbiamo anche, come dire, situazioni, abbiamo avuto e abbiamo situazioni territorialmente più circoscritte, ma anche altre situazioni in cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ciascuno naturalmente poi per il proprio ruolo, aggiungono alle attività istituzionali ordinarie e stabili, aggiungano delle attività istituzionali temporanee. Ed ecco che, per esempio, nel settore sanitario il ricorso alla somministrazione da parte degli enti avviene quando ci sono nuovi programmi di intervento, programmi sperimentali di intervento, per esempio in alcuni casi di campagne vaccinali. Ecco, questa è la classica situazione temporanea, non eccezionale, eccezionale è l'altra, che giustifica il ricorso alla somministrazione.
Tutto qui no, perché qui c'è un dato particolarmente rilevante che attiene all'effettività di questa disciplina. Che cosa succede se ricorro alla somministrazione di manodopera per esigenze che non sono temporanee, cioè per il fabbisogno ordinario? Ora, qui scatta quella disposizione, mentre nel lavoro privato, diciamo, l'effetto sanzionatorio massimo lo si ha, effetto sanzionatorio detto tra virgolette, lo si ha attraverso l'imputazione dei rapporti direttamente alle dipendenze dell'utilizzatore. Nel caso delle pubbliche amministrazioni questo è vietato dall'articolo 36. Quindi noi abbiamo un criterio selettivo non specificato dalla contrattazione collettiva, ma che è anche ben poco effettivo, perché in realtà sostanzialmente privo di sanzione. Questo ha fatto sì che come anticipavo, per una questione di programmazione e per un artificio, se volete, contabile, alla somministrazione non solo si sia ricorso per esigenze ordinarie, ma si sia ricorso per esigenze ordinarie nel momento in cui non era possibile ricorrere al contratto a termine. Quindi nella sanità la somministrazione di manodopera è una forma di flessibilità, per così dire, sussidiaria. Spiego brevemente questa situazione. Al di là del ruolo delle regioni nell'ambito della sanità, dal 2005 è stato accennato anche questo da chi mi ha preceduto, dal 2005 esiste una tecnica di controllo della spesa che è fondata sul tetto, sulla determinazione di tetti alle spese del personale. Questi tetti avrebbero dovuto in realtà, il vincolo, no, del tetto avrebbe dovuto migliorare l'organizzazione, spingere un efficientamento dell'organizzazione, in realtà, come dire, ha spinto solo fino a un certo punto verso questo esito. Il tetto di spesa riguarda propriamente tutte le forme contrattuali flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative. Non riguarda la somministrazione di manodopera. Quindi, nel momento in cui all'ente viene fissato un certo tetto di spesa per il personale, qualora l'ente abbia bisogno di ulteriore personale per funzioni ordinarie, può ricorrere alla somministrazione di manodopera. La somministrazione di manodopera rientrerà nel conto annuale, quindi a consuntivo, va bene, come costo di produzione, ma non rientra nel tetto di spesa, quindi ha, diciamo, questa particolare convenienza. La disciplina, per un verso, prevede la selezione, ma non le sanzioni per, diciamo, la violazione delle regole selettive, e nello stesso tempo però c'è quest'altra convenienza che fa sì, come dire, che la somministrazione sia un ottimo strumento per ottenere, per colmare vuoti di organico quando non è più possibile ricorrere ad altre forme di flessibilità. Ci sono altre cose che andrebbero dette, ma ce n'è un'altra che ci tengo in maniera particolare a illustrare. Cercherò di farlo nel più breve tempo possibile, ed è l'applicazione, cioè se diciamo non sono applicabili al lavoro pubblico tutte quelle violazioni, diciamo, quelle violazioni, meglio, le sanzioni, no? Le conseguenze alle diverse violazioni, la forma del contratto, la violazione della regola della temporaneità e così via, che comportano l'instaurazione di un rapporto diretto con l'ente. E questo, come ho detto, come dire, mina l'effettività della disciplina.
Vi sono delle altre disposizioni normative che sono applicabili e sono quelle disposizioni che riguardano l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione e quindi l'esercizio dell'attività di interposizione da parte di soggetti che non sono abilitati. È il caso, in realtà un po' più raro, diciamo, se non per dire meramente di scuola, nel caso del lavoro pubblico, che è il caso dell'agenzia che, pur autorizzata, come dire, somministra il personale con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Queste fattispecie hanno una sanzione che diciamo è un'ammenda calcolata in un certo modo nell'uno e nell'altro caso, che è applicabile, almeno astrattamente, è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni. Quindi queste sono delle disposizioni che in realtà rendono effettivo l'assetto. Ma questo è l'altro dei problemi a cui accennavo in apertura di discorso. Perché? Perché nella sanità l'effetto progressivo, l'effetto restringente progressivo dei tetti di spesa ha fatto sì che si sviluppassero per molti anni, fino a quando la giurisprudenza amministrativa non è intervenuta in maniera significativa sul punto, con una forma di interposizione, quindi un'interposizione illecita, una forma di pseudo-appalto, che era il cosiddetto appalto ad ore. In realtà ciascuna delle aziende committenti non faceva che appaltare un certo numero di ore di lavoro, salvo poi, come dire, far attivare questo lavoratore, inserirlo nei propri turni e gestire, diciamo, questo personale come se fosse personale proprio. La giurisprudenza amministrativa ha considerato questo tipo di appalti, dei pseudo-appalti, degli appalti simulati, e quindi soprattutto questo tipo di appalti riguardavano in moltissimi casi personale infermieristico, mettendo in evidenza come appunto l'appalto non può prevedere l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione altrui e tra le altre cose, come dire, il fatto che non possa essere questo lavoratore inserito nei turni delle aziende ospedaliere o delle altre aziende o degli altri enti del servizio sanitario nazionale. Tutto questo veniva prima del Covid, poi abbiamo avuto il Covid, quindi con, come dire, una messa, diciamo, sotto pressione significativa del sistema sanitario, dell'intero sistema sanitario. Subito dopo abbiamo avuto, nel 2023, abbiamo avuto, accenno al tema, perché credo sarà oggetto di approfondimento da parte di Riccardo Salomone, abbiamo avuto quella disposizione che è cosiddetta la disposizione sui gettonisti, ma che in realtà non fa che rendere possibile per il servizio sanitario nazionale affidare a terzi servizi medici e infermieristici, cioè sotto la forma dell'appalto di servizi di servizi medici e di servizi infermieristici, in realtà si cela quella che è una vera e propria interposizione del lavoro. Non mi tratterrò oltre su questa fattispecie. È il caso, ripeto, dei cosiddetti gettonisti. Mi limito a osservare che le linee guida che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
l'anno scorso, ottobre del 2024, quindi a grande distanza di tempo dall'approvazione della disposizione legislativa che eccezionalmente e per una sola volta senza possibilità di proroga consentiva questo tipo di operazioni, nonostante l'attenzione dell'estensore, compare l'inserimento in turni di questi lavoratori. Quindi questi lavoratori che vengono chiamati medici o infermieri, che sono chiamati professionisti e che probabilmente dal punto di vista giuridico possono risultare soci di cooperative o comunque legate ad altre, con altri rapporti giuridici ai soggetti appaltatori, finiscono per lavorare all'interno dell'organizzazione della stazione appaltante e quindi dell'ente del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi lì dove la somministrazione, quale unica forma legittima di intermediazione nei rapporti di lavoro e quindi di fornitura di prestazioni lavorative, sembra funzionare meglio, cioè proprio come dire nell'evitare altri fenomeni interpositori. Ecco, proprio lì il legislatore, per quanto in maniera eccezionale quanto una tantum, come dire, apre un canale, apre una deroga. E questo, ripeto, al di là degli aspetti giuridici che emergono, perché è evidente anche in questo caso un'eventuale causa diretta nei confronti dell'ente utilizzatore incontrerà l'ostacolo, no? Dell'articolo 36,5 del 165, quindi dell'impossibilità di instaurare, no? Un rapporto diretto. Potrebbe però, no? Nell'ambito finché dura la deroga, non c'è solo, come dire, questo, ma c'è anche l'esenzione da quelle ammende, no? C'è l'inapplicabilità di quelle ammende che abbiamo visto essere invece applicabili anche alle pubbliche amministrazioni. Quanto tutto questo incida poi sulla qualità del servizio, sulla qualità della cura e sulla qualità dell'assistenza, naturalmente è facile immaginare. Cioè, a me pare evidente che questi strumenti non siano strumenti ben poco flessibili, e invece questa flessibilità, la flessibilità che veramente garantiscono, no? Cioè questa possibilità di avere come costi variabili quelli che in realtà sono costi fissi, il costo del personale, vada invece a scapito appunto della stabilità delle relazioni e all'interno dello staff che si occupa della cura e dell'assistenza, sia soprattutto si riverberi in maniera negativa sulla qualità dell'attività di cui usufruisce il paziente, e quindi sia un modo molto discutibile di garantire un diritto sacrosanto, importantissimo, sancito dalla nostra Costituzione. Vi ringrazio per l'attenzione e anch'io cedo la parola a chi mi segue, quindi a Riccardo Salomone. Grazie. Grazie a Vito Pinto della parola, e devo anch'io ringraziare molto il nostro clip, del quale sono anch'io un partecipante, se non abituale, perlomeno discontinuo, ma ripetuto. Devo ringraziare il collega Casale per l'introduzione, nella quale ha messo in evidenza alcuni elementi sui quali anche io posso tornare con relativa facilità, e anche, devo dire, grazie a Vito Pinto e a Sandro Mainardi, perché mi hanno sostanzialmente agevolato mettendo sul tappeto tantissime questioni sulle quali posso andare rapido, e anche molti possibili spunti per un dialogo che non so se avremo il tempo di fare nel pomeriggio di oggi, ma che senz'altro potremo fare in altre successive occasioni.
Il tema del quale mi è stato chiesto di occuparmi, appunto, è stato evocato prima, quello dei cosiddetti gettonisti. Io penso che valga la pena proporre una riflessione che cerchi di collocare questo fenomeno dentro al discorso giuridico, perché di questo parliamo, ma anche nel contesto, diciamo, del mutato scenario del mercato del lavoro. E quindi le prime riflessioni che vorrei proporvi sono proprio quelle legate al contesto di riferimento, al contesto in cui la figura è emersa, sta emergendo, si sta consolidando nell'ordinamento. Dopodiché cercherò di tracciare in breve il quadro normativo, il quadro di riferimento giuridico che appunto si colloca nel perimetro di questa parola piuttosto brutta, per la verità, gettonista, per poi provare ad isolare qualche caso, qualche primo problema che mi sembra possa essere già oggetto di discussione in occasioni seminariali come queste, e infine proporvi qualche considerazione, diciamo così, di sintesi, insomma, qualche considerazione che provi ad essere utile per il vostro percorso più complessivo, per il percorso più complessivo di Clip. Facendo mio quello che prima ha detto, secondo me, molto opportunamente Sandro Mainardi, io penso che la sanità sia un ottimo laboratorio per testare le norme del pubblico impiego e vi dirò di più, penso che quello dei gettonisti sia un ottimo tema per testare proprio le norme che riguardano l'impiego pubblico nel settore specifico, ma più in generale per testare il problema che oggi si pone nella dialettica tra mercato del lavoro, fra domanda e offerta e fra tipologie contrattuali flessibili e non. Allora provo ad iniziare dandovi qualche riflessione, proponendovi qualche riflessione sul contesto in cui ci troviamo e sul contesto in cui ci muoviamo. Allora, di cosa parliamo? Chi sono questi gettonisti? Perché usiamo questo brutto termine appunto per definire una figura che forse appunto, come poco fa Vito Pinto ci diceva, è già esistita nella storia, ma che oggi ha una sua connotazione forse differente rispetto al passato. Ecco, io credo che tutti noi, a vario titolo, abbiamo avuto occasione di vedere l'attenzione mediatica diciamo più o meno sofisticata su questo argomento negli ultimi anni, direi nella fase post pandemia, quindi i riflettori diciamo dell'attenzione mediatica sono stati accesi specialmente in quest'ultima fase, ma insomma l'esperto giurista penso che avesse contezza del tema già prima della fase post pandemica. Io penso che si debba provare a collocare questo contesto, questo interesse dei media per la questione dei gettonisti all'interno di uno scenario che definirei per un verso endogeno e per altro verso invece esogeno rispetto alla sanità. Dico endogeno riferendomi un po' a quello che già prima sia Alessandro Boscati che Davide Casale, che poi anche i due relatori che mi hanno preceduto hanno illustrato in termini di complessità, di stratificazione, diciamo, di compresenza di elementi, di fattori differenti all'interno del sistema delle regole del lavoro pubblico in sanità. Quindi chiaramente la questione dei gettonisti emerge perché la sanità ha delle regole particolari, perché ha delle caratteristiche particolari e perché la flessibilità nel settore sanitario ha degli elementi tipici che non sono presenti negli altri ambiti dell'impiego pubblico. Però dico anche che ci sono degli elementi di contesto esogeni che forse dovremmo considerare con una qualche attenzione. Il mercato del lavoro in generale è molto cambiato dopo la pandemia. Il mercato del lavoro è un mercato nel quale il rapporto fra domanda e offerta non è più lo stesso, si fatica, le imprese faticano a trovare persone in ambiti diversi del privato e del pubblico per professionalità diverse, alte e basse. E questo è un dato nuovo per il nostro paese, per il nostro ordinamento. Prima della pandemia, prima degli ultimi anni, questo si presentava in termini rovesciati, erano semmai le persone che faticavano a trovare una collocazione lavorativa e, diciamo, la scarsità era delle possibilità di accesso al lavoro, non l'inverso.
Ma poi c'è anche un altro elemento che riguarda il settore pubblico, l'attrattività del settore pubblico. La pandemia ha segnato forse il punto di discesa rispetto a una tendenza che vedeva il nostro impiego pubblico come il porto sicuro, come il luogo dove giungere, dove rimanere per una vita intera. Ed invece nella fase post-pandemica noi osserviamo e vediamo molto chiaramente situazioni nelle quali per professionalità alte e non, quindi per tipologie di lavoro differenti, il pubblico impiego diventa meno attrattivo. Penso che ciascuno di noi abbia esperienza di concorsi, procedure selettive, procedure concorsuali nelle più diverse amministrazioni pubbliche in cui c'è proprio un problema di attrattività della posizione che ha evidentemente degli agganci alla questione salariale, che è una grande questione che tocca anche il settore pubblico, ma che direi più in generale si riferisce alle minori attrattività di un lavoro caratterizzato da una continuità, da una durata temporale e da uno scarso margine di flessibilità, appunto. Ecco, io credo che per certi versi le questioni dei gettonisti debbano essere incasellate anche in questo contesto, quindi non solo un contesto endogeno riferito al sistema sanitario, alle sue caratteristiche, diciamo, di tipo regolativo, all'evoluzione nel tempo delle sue regole, ma anche alle criticità o alle nuove evenienze che sono emerse nel mercato del lavoro nella fase post-pandemica, ribaltando un po' alcuni dei punti di vista e anche dei punti fermi che come osservatori del mercato del lavoro avevamo avuto nel tempo precedente. E dico questo perché dentro ai cosiddetti gettonisti, come adesso cercherò di illustrare parlando delle norme, diciamo facendo un discorso più legato al contesto ordinamentale, stanno i medici, quindi professioni di tipo elevato, professioni che hanno una qualificazione, diciamo, dirigenziale, ex legge, posizioni che hanno competenza per definizione e appunto percorsi di studio lunghi e articolati, ma dentro al fenomeno dei gettonisti stanno anche le persone che svolgono attività di tipo infermieristico e anche le persone che svolgono attività che possiamo chiamare tranquillamente come operatori sociosanitari. Quindi il fenomeno dei gettonisti è un fenomeno trasversale alle professionalità, trasversale al settore sanitario, riguarda effettivamente forse più il nord del paese, come poi dirò, però in realtà anche il centro e il sud sono toccati da questa vicenda molto complessa e sfaccettata, e credo si agganci anche, oltre alle caratteristiche, ai cambiamenti di preferenza delle persone che lavorano, credo si agganci anche ad un certo modo di affrontare la dinamica della leva fiscale, ad alcune scelte piuttosto significative che sono state fatte dal governo più recente e non solo, ne dico una per tutte, quella del regime IVA forfettario, che senz'altro è un incentivo ulteriore, diciamo è una leva ulteriore che caratterizza questo tipo di attività in modo marcatamente diverso rispetto al passato. Quindi ci sono, secondo me, tanti diversi tasselli, tanti elementi diversi che possono portarci a considerare questo argomento come un argomento di un certo interesse, ribadisco, non solo per il sistema sanitario in sé, ma anche proprio come punto di attacco, come laboratorio, per usare quello che prima diceva Sandro Mainardi, di funzionamento io direi delle regole sul lavoro pubblico, ma più in generale delle regole sul mercato del lavoro, nella dialettica fra contratti di natura temporanea e contratti di natura permanente, tra autonomia e subordinazione. Allora, se questo è il contesto, provo ad inquadrare, sia pure nei tempi rapidi di questo mio intervento, le questioni che più hanno a che fare con le norme. Quindi proviamo a dare una indicazione di carattere normativo. Che cosa sono i gettonisti? Di cosa parliamo esattamente quando parliamo di gettonisti? Beh, ho detto prima, i gettonisti sono in realtà un modo per definire trasversalmente situazioni diverse, professionalità diverse, lavori diversi, e anche dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, io penso che possiamo tracciare una netta differenza fra le figure che sono riconducibili alle cosiddette prestazioni d'opera, quindi figure che potremmo definire come
gettonisti reclutati mediante contratti libero professionali e i gettonisti che sono quelli a cui si riferiva prima nel ragionamento conclusivo Vito Pinto, che sono invece legati a forme di triangolazione, quindi a schemi che dovrebbero essere quelli di appalti e, come ora Vito ci diceva, spesso assumono forme improprie di somministrazione irregolare o fraudolenta o illegittima, e quindi attraverso il sistema principalmente di cooperative sociali o di altri attori che, operando sul mercato, di fatto gestiscono l'attività di persone che svolgono prestazioni di lavoro. Sono due canali giuridici differenti, come tali vanno trattati e quindi meritano di essere osservati con diciamo, attenzione diversa, sia pure riconducendolo il tema ad un ragionamento più generale. Allora, per quanto riguarda le figure dei cosiddetti libero professionisti, quindi i gettonisti come tali singoli, la norma di riferimento, la norma dalla quale diciamo non si può prescindere per costruire un ragionamento che abbia non dico una pretesa di completezza, perché la completezza su questa tematica è quasi impossibile, però perlomeno per fissare le pedine fondamentali di un discorso giuridico, è il decreto legge numero 18 del 2020, poi convertito, che contiene una norma, l'articolo 2 bis, che è rubricato misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. È la norma che anche prima Sandro Mainardi ha evocato, sia pur indirettamente nel suo ragionamento. È la norma che nella fase di pandemia, quindi nella fase legata ad esigenze straordinarie ed urgenti in relazione all'obiettivo di garantire livelli di assistenza e di assicurare incremento di posti letto per la terapia intensiva, insomma diciamo per sviluppare gli obiettivi che gli interventi normativi di quella fase storica avevano. È la norma che consente alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, non superiori ai 6 mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, indirizzandoli a particolari soggetti. Come dicevo, ai medici specializzandi iscritti alla scuola di specializzazione, che continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, e alla possibilità di concludere appunto contratti di lavoro autonomo che abbiano come caratteristica quella di indirizzarsi a professionisti della sanità. Qual è l'elemento giuridicamente più rilevante di questa disposizione? Che è una disposizione di quelle che potremmo definire effettivamente emergenziali, ma che, come spesso accade nel nostro paese, è stata poi oggetto sostanzialmente di una proroga per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e ad oggi è norma che vige fino al 31 dicembre 2025, quindi una norma prorogata già un numero significativo di volte, che di fatto finisce per essere una norma di sistema. Qual è, dicevo, la caratteristica principale di questa disposizione rispetto al tema che mi occupa? È che la norma viene costruita come possibilità assegnata ai soggetti che operano nel contesto regionale, quindi alle regioni e alle province autonome, di operare in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001, sia per i contratti destinati ai medici specializzandi che per i contratti destinati più in generale alle figure di medici non specializzandi. La questione di fondo si può riassumere anche in questo: è una norma in deroga all'articolo 7 del decreto 165, quindi una norma che di fatto ci pone immediatamente nella questione principale, che credo sia quella di capire se questa deroga, formulata esattamente in questi termini, non c'è altro, si parla della deroga all'articolo 7, se questa deroga comporta una deroga, diciamo, formale o sostanziale, perché come noi tutti sappiamo l'articolo 7 ha un comma 5 bis che prevede
una esclusione per le pubbliche amministrazioni sostanzialmente dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzati, e poi ha un comma 6 con tutte le sue sottoarticolazioni, bis, ter, eccetera, nel quale sono definite quelle che prima anche Sandro Mainardi ha richiamato, le procedure diciamo di tipo selettivo, gli obblighi di pubblicità, la responsabilità per i dirigenti, le tecniche di tutela che operano per il lavoro flessibile. E quindi è chiaro che il rinvio all'articolo 7 è per chi si occupa di prestazioni d'opera un rinvio essenziale. Colpisce molto vedere questa norma che è costruita come una norma in deroga. Se andiamo a guardare ciò che è accaduto nelle regioni e nelle province autonome nel tempo successivo alla definizione di questa norma, scopriamo che poi io non ho avuto il tempo per fare uno studio che forse sarebbe interessante fare, cioè di comparare le diverse norme regionali, di guardare effettivamente come l'esercizio di questa autonomia regionale e provinciale è stato esercitato. Prima il professor Casale mi ha fatto troppo vecchio, ha detto che ho scritto un lavoro su questo tema un quarto di secolo fa. È solo un quinto di secolo, Davide, per cui sono più giovane di quello che tu mi hai fatto, sono solo 20 anni, non 25. Detto questo, le norme delle regioni e delle province autonome che toccano questo tema hanno in realtà fatto quello che forse ci si aspettava facessero, cioè hanno declinato queste disposizioni prevedendo sostanzialmente, posso citare le norme che conosco meglio, quelle della provincia autonoma di Trento, sulle quali ho fatto un carotaggio un po' più approfondito. Bene, queste norme per esempio stabiliscono che per far fronte alle situazioni emergenziali di carenza di medici specialisti in alcune discipline, al fine di garantire il diritto costituzionale alla salute e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, l'azienda possa, nelle more delle procedure concorsuali, conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzanti con contratto di formazione specialistica. I contratti contengono clausola di rescissione anticipata nel caso si verifichi un utile esperimento di concorsi. Nuovi incarichi sono conferibili allo stesso soggetto solo se persistono condizioni di criticità definite dalla norma. Ecco, quindi si tratta di disposizioni che poi vengono declinate in modo un po' diverso da qualche regione, ma che essenzialmente rendono strutturale l'utilizzo di questo tipo di contratto, sono di fatto sempre definite attraverso una procedura ad evidenza pubblica con valutazioni comparative dei curriculum e colloqui, sono gestiti da commissione che normalmente sono incardinate attraverso avvisi. E ovviamente, e qui tornerò dopo per illustrare anche uno dei profili problematici che questa disciplina sta ponendo, e ovviamente per questi valgono anche quelle tariffe che sono definite oggi dalle linee guida che sono state evocate prima da Vito Pinto e per la provincia autonoma di Trento da una norma di legge provinciale che fissa in 80 euro con maggiorazione del 20% soltanto per alcune discipline la tariffa massima che può essere erogata per questo tipo di prestazioni. Per cui il primo canale, il primo diciamo strumento giuridico attraverso il quale i gettonisti prendono forma all'interno dell'ordinamento è questo canale normativo diretto che riguarda i singoli. Il secondo canale è quello che è stato evocato da Vito Pinto. Vado molto rapido perché su questo forse ho bisogno soltanto di fissare alcuni elementi. Il canale è quello del decreto legge 34 del 2023 che in realtà interviene sulla sollecitazione di molti, tra questi sulla sollecitazione dell'ANAC per cercare di porre un limite alle attività che le regioni nel tempo successivo alla pandemia avevano gestito attraverso gli appalti che prima venivano evocati. Ecco, su queste norme io avrei perlomeno qualche osservazione di tipo problematico che penso valga la pena proporre in questa sede. Tra queste norme ve n'è una che a mio avviso pone dei seri problemi di legittimità, non so dire se di legittimità costituzionale, ma certo di ambiguità,
è la norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 10, dove si fa riferimento al fatto che il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi precedenti non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, questa norma credo meriti una riflessione anche nell'ottica giuslavoristica, perché questa norma è poi presidiata dal comma 7 immediatamente successivo, nel quale si dice: non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio Sanitario Nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso. Allora io capisco l'obiettivo del legislatore che con queste norme tenta di evitare quella che ho prima definito come fuga dall'impiego pubblico in funzione di una posizione di maggiore vantaggio in termini economici, probabilmente, misurando la questione delle tariffe con il regime IVA di cui parlavo. Però, insomma, ho come la sensazione che limitare la libertà e il diritto al lavoro dei singoli sulla base di una esigenza di, appunto, continuità non meglio definita dell'attività pubblica sia quantomeno discutibile. Io ho molti dubbi che possa tenere una procedura concorsuale che esclude soggetti che come unico, diciamo, titolo hanno quello di avere lavorato in precedenza e di essersi dimessi dal Servizio Sanitario Nazionale. Ho come la sensazione che qui si cerchi di trovare una soluzione ad un problema, la fuga dei medici dal sistema sanitario pubblico, che però non può essere risolta attraverso strumenti giuridici di questo tipo. È un esempio. Di esempi di ambiguità ve ne sono altri. Prima ha evocato la questione degli orari, giustamente a mio avviso Vito Pinto. Io alla questione degli orari, che è contenuta nelle linee guida del Ministro della Salute, decreto 17 giugno 2024, poi diciamo pubblicato soltanto nell'ottobre di quest'anno in Gazzetta Ufficiale, alla questione degli orari io aggiungerei anche la questione delle tariffe, perché la questione delle tariffe ha lo stesso problema della questione della norma che citavo in precedenza. Come si può pensare di bloccare le tariffe massime con una norma così secca, priva di sostanziale razionalità interna? È molto rischioso. Noi sappiamo che il diritto interno e soprattutto il diritto europeo hanno un atteggiamento, diciamo, piuttosto critico nei confronti degli strumenti che restringono la libertà, che restringono la possibilità di definizione delle tariffe da parte di singoli, ed è chiaro che qui entriamo in rotta di collisione con le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che parlano di concorrenza e di libertà di iniziativa economica. E questa non è una tariffa minima, questa è una tariffa massima, per cui il discorso va certamente approfondito e oggi non ho il tempo di farlo, però penso che questo sia un problema di un certo valore che andrebbe osservato con attenzione. Poi c'è la questione che diceva Vito, giustamente, la questione dei turni. La questione dei turni è costruita in modo piuttosto surreale, perché da un lato è chiaramente costruita in funzione di diciamo migliore organizzazione, dall'altro è costruita con l'idea di proteggere i professionisti rispetto ai periodi di riposo consecutivo giornaliero, che non dovrebbe essere inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche. Perché che cosa accade nella realtà? Accade che questi gettonisti spesso operano su turni differenti, in realtà differenti, in strutture differenti, e quindi vanno molto oltre il limite di un orario normale di lavoro e quindi anche molto oltre il tempo che per il dipendente è, che così facendo creano una commistione di intervento che credo abbia più di qualche problema dal punto di vista della tenuta giuslavoristica. Non ho il tempo per andare su altri aspetti che a mio avviso meritavano una riflessione. Tra questi senz'altro c'era quello che Sandro
ha evocato a proposito dei medici convenzionati. È assolutamente vero che il regime dei medici convenzionati è un regime, diciamo, di particolare favore. È altrettanto vero che i medici convenzionati sono in una posizione particolarissima, perché sono di fatto dei medici che operano in una sorta di condizione di eterodirezione più o meno mascherata, per cui evidentemente si tratta di guardare il sistema nel suo complesso, e credo che la questione dei gettonisti riporti alla luce proprio la criticità di un modello di organizzazione dei rapporti di lavoro non dipendente che si appoggia su una forma, quella della convenzione, che di fatto per molti profili è una subordinazione resa concreta dalla gestione dei rapporti di lavoro. Credo che potrebbe essere piuttosto interessante anche ragionare nell'ottica della contrattazione collettiva, perché quello che per ora è mancato è proprio il contributo della contrattazione collettiva a questo argomento, a questo tema. È chiaro, si tratta di prestazioni di lavoro autonomo, è chiaro, si tratta di appalti che hanno, come dire, l'ambizione di essere appalti genuini, ma di fatto spesso appalti genuini non sono. La contrattazione collettiva e, direi più in generale, il ruolo del sindacato potrebbe farsi sentire, potrebbe emergere. Io ho davanti a me qualche caso nella provincia autonoma di Trento, nel quale, di fronte a situazioni in cui sono degli infermieri ad essere operativi attraverso contrattualistica a gettone, in strutture sanitarie si crea un effetto per il quale gli OS sono piuttosto alterati dal fatto di essere governati da soggetti che non appartengono all'organizzazione, che operano con una scarsa capacità di governo e di controllo delle situazioni, e questo tipo di alterazione produce degli effetti sul piano della dinamica sindacale. Ho casi di accessi ispettivi che sono conseguenti alla reazione del sindacato, che comincia ad accorgersi che questi fenomeni provocano degli effetti anche sull'organizzazione del personale, quindi non solo sul medico che opera in funzione di esigenze di cura del paziente, ma proprio sulla dimensione e la dinamica organizzativa. È chiaro che il discorso sarebbe lungo e quindi non lo faccio nemmeno, provo invece ad andare per i pochi minuti che restano rispetto al tempo che ci era stato assegnato, provo ad andare proprio alle considerazioni finali, alle considerazioni di sintesi, che, diciamo, cerco di fare riprendendo quello che ho detto in avvio. Io non sono certo che questo sia un tema che può essere risolto osservando soltanto il settore sanitario, cioè credo che questo possa essere effettivamente un caso spia, possa essere effettivamente un esempio paradigmatico di cambiamenti che sono destinati a durare nel tempo. Riguardano senz'altro la sanità, ma potrebbero riguardare altri ambiti del settore pubblico. Non so rispondere, non so dire se, diciamo, dobbiamo preoccuparci o dobbiamo assecondare questo cambiamento. Temo che un atteggiamento troppo repressivo, diciamo di contrasto, troppo netto, troppo forte, come quello che talvolta emerge dagli interpreti, tra tutti mi sembra che l'atteggiamento dell'ANAC sia molto orientato in questa direzione. Io temo che possa non risolvere i problemi che ci sono sul tappeto, ma credo che possa in qualche misura anche accentuarli. Non credo che sia solo, come alcuni dicono, un problema di accesso alle professioni mediche e quindi un problema di, diciamo, garantire una maggiore quantità e qualità di personale dipendente, cominciando dall'accesso alle facoltà, agli studi di medicina. Io penso che sia un tema che ha diversi elementi che devono essere tenuti insieme il più possibile. Senz'altro c'è il grande tema delle condizioni salariali ed economiche, come prima dicevo, connesso anche ai regimi fiscali. Ecco, penso che sia un argomento del quale ci occuperemo ancora, purtroppo o per fortuna, per molti anni a venire, nonostante queste norme così emergenziali e così apparentemente temporanee. Vi ringrazio molto. Grazie a tutti i nostri relatori, che riporto con piacere alla condivisione finale, e mi riservo una battuta conclusiva.
Credevamo tutti di essere giovanissimi e oggi ricordo a me e al collega Casale che abbiamo l'età del Servizio Sanitario Nazionale, per cui la maturità porta con sé qualche scricchiolio e credo che questo elefante nella stanza, che è la crisi del Servizio Sanitario Nazionale, sia stato evidenziato come cartina di tornasole di quelli che sono tutti i problemi della pubblica amministrazione. La pandemia ha accelerato tutti i processi. Avevamo già tutti gli elementi per capire le criticità, la mancanza di programmazione, la scarsa creatività della pubblica amministrazione, la fine del sogno del dipendente pubblico a vita alle condizioni della pubblica amministrazione, perché di nuovo qui lo abbiamo visto benissimo, ci sono i lavoratori forti che alla PA si pongono in condizioni di mercato e dicono io sono qui come libero professionista, ci sono invece i lavoratori più deboli che entrano dalla porta sul retro e che qualche volta non entrano proprio. E per rimanere in tema sanitario, le cure classiche quali sono state? Deroga, proroga e stabilizzazione. Le nuove cure, io ne ho provata una qualche giorno fa leggendo la direttiva Zangrillo. La nuova cura è trattenimento, per cui tratteniamo nella pubblica amministrazione lavoratori, dirigenti e non solo i professori direttori fino a 72 anni, ma anche tutto il personale fino a 70 anni nei limiti del 10%, che non mi sembra pochissimo. Certo, se dobbiamo parlare di una sanità che invecchia, a questo punto invecchiano i pazienti e gli operatori. Con questo credo ci spostiamo già al clip del prossimo mese, in cui andiamo a Cassino a discutere di scuola, formazione, ricominciamo con i sistemi formativi. Ringrazio i nostri relatori di oggi e aspetto con grandissima ansia di leggere i loro contributi nei prossimi volumi di clip che prometto non saranno rosa. Grazie a tutte e a tutti.